Semos in desegusu des altare maiore desa Basilica de Nostra Signora de Sunie, inue beste su coro, inue su capitulu, che est una gregia collegiata, che tenede appunto su capitulu, bisogno sos canonicos, si leggiano vinza sa liturgia de sas oras e ducas teniat un'importanza manna. Questo coro a livello artistico, a quale epoca si può fare tornare, Marco, e te storia tenede? Questo coro risulta in questa fase di preparazione dell'ottenimento della collegiata. La collegiata è del 1807 e il coro è del 1804. È un coro fatto in Salighera di un artigiano, si chiama di Petretto. Ma in questo ambiente è importante meda finza su organo. Tenemos un organo a Cannas, questo puru est de quale epoca? È del 800 e sto in attesa di essere restaurato. In questa chiesa non finisce mai sas operas sol motivo di interesse. Questa è una lastima che finza a livello liturgico l'organo tiene una solennità e finza su canto e su suono dell'organo è tutta altra cosa rispetto a sos organos elettricos che teniamo come in metas crecias. Certo. Sì, è interessante finza questo ambiente che è comunicante con sa sacristia i cui vinzas bana opera d'arte, bada sa sala capitolare che tiene meda stelas de Emilio Scherer, sono state destruite sas pinturas murales, però tenemos medas telas pintadas a sa fine de su 800 de Emilio Scherer.
Siamo in compagnia di Don Mario Piras, che è su parroco de Cuglieri. A Don Mario queria preguntare, prima di tutto, a livello di comunità de Cuglieri, come è composta? Beste vinzas una partecipazione attiva, conforma rispetto a tantos anni fa, oppure beste stato un pago, un lassare sa grecia da parte de sol giovanos o da parte de sa gente, Don Mario? Certamente un aspetto escurso che probabilmente è presente in ogni comunità. La gioventù vive questa confusione, questa incertezza, questa difficoltà di essere presente con una presenza appunto continua. Però normalmente, sicuramente noi che in Cuglieri cada medal devozione, se veramente è una comunità religiosa da questo punto di vista, immagina cada 8 ecclesie sa basilica, ma poi altre al 7, e quindi teniamo occasione di molciappare veramente medal voltas in tutte le ecclesie e poi la devozione a tutti i santi, che è nata quasi una barantina tra la Madonna e la figura dei santi che sono in Cuglieri. E quindi sol giovane in qualche modo per questa occasione in qualche modo si presentano e quindi vivono il spuro di questa devozione che è ben tramandata, che è una comunità veramente attaccata a questa devozione, a questa tradizione. Non parliamo poi di questa centrale della Chiesa Santa, che è veramente caratteristiche particolari noi in Cuglieri. Santos appunto funando fuori da Saida in campagna, come fra poco vedremo Santo Larento, noi che si via di Santa Imbenia, che è una santa cuglieridana, una martire cuglieridana, e queste sono feste belle, partecipate, e fra poco insomma la festa patronale andiamo a Sumonte con questa statua della Madonna dell'Unie, quindi in Ieburu vado una bella partecipazione, sicuramente voi siete per camminare a pé una buona volta al dei giovani, quindi sono presenti e quindi si intende partecipa di questa vita comunitaria. Difatti, sì, Don Mario, che finza a postisi de 2 anni di pandemia si torna a fare le spultiscione, le funzioni religiose, e a questa pure questa occasione di coesione sociale, finza a livello ecclesiastico. Li domando, Don Mario, come ti sono vistato però vostè, la comunità dei Cuglieri, questo 2 anni di pandemia, come ti sei il bivido? Sicuramente mi ha toccato profondamente, appunto che siamo abituati a essere sempre pari, a vivere pari questa devozione, quindi a tenere questa chiesa serrata, mancare di una la può sempre tentare belta, può poter permettere a ognuno di partecipare in esse singolarmente, e quindi il mancava me da questo momento, come si narra in italiano, aggregativo, no? di vita comune. E quindi quando si è potuto tornare a cominciare a molciappare, un po' pregare, un po' venerare questo santo, è stata un'occasione di ripresa importante. Naturalmente questa difficoltà si vede che quando si dura tempo il meda senza essere pari, quasi si abitua a questo tipo di situazione, però piano piano stiamo riprendendo che queste confrarie che sono fatte dai giovani e queste associazioni e comunque sono tutta la comunità tiene deciso di vivere questa ricorrenza. Un'altra pregunta, Don Mario. L'anno passato è stato sul dramma di Sufocu, che ha fatto Saida de Cuglieri, ma su Monteferro, Iscano, Santo Lussulzu, tutto insomma un territorio sinnariolo, un territorio meta vasto. Come igreja e come comunità, come ha zibbivido questo momento, e sa igreja ha fatto un po' azzuare fino a questa comunità de Cuglieri di su Monteferro, poi si tornare a pesare che è stato veramente un colpo non solo a livello economico, ma a livello psicologico su chi ha fatto Cuglieri Sanno Colato. Sì, è stato un momento terribile veramente, e ogni volta che noi che facciamo questa bella vista che cade da basilica è proprio sempre una ferita aperta, è stato un dramma umano, una notte veramente che non possiamo mai dimenticare,
che avevamo veramente circondato da suo fuoco e con tutti i danni che si sono poi biosi a dia dopo. E quindi dopo questa maggioranza veramente hanno tenuto difficoltà e problemi. E la Grecia si muoveva subito grazie a suo vescovo, Monsignor Morfino, che proprio sa dia dopo il bene no che si è reso conto del suo danno umano che è il Stato e ha subito attivato un fondo di solidarietà e appunto per tutte le aziende, soprattutto per le famiglie. Quindi la Grecia sia appunto la diocesi, sia la comunità, sia tante realtà de organizzazioni, la Caritas, la altre diocesi hanno fatto una raccolta manna di fondi, di offerte e ha permesso di risultato dare immagine più di 160.000 euro a cogliere e via. Quindi ad ogni famiglia che ha fatto questa richiesta, che ha presentato appunto questa situazione che ha vivido in modo appunto dannoso, abbiamo dato un sostegno subito, immediato di questo contributo che ha permesso, certo purtroppo hanno dentro solo questo, finché sei come non sappiamo altra cosa, ma questo ha permesso di far intendere la Grecia vicina ad ognuna, ad ogni famiglia, per non si intendere abbandonato, per intendere invece per intendere la presenza e la zudo che la Grecia crede dare ed è questo sono stato veramente contento, poi io anziano e non solo pranghinde proprio commosso che non se li aspettavano e invece è stata una bella esperienza umana di solidarietà e di vicinanza che continua che poi in questo momento Sazudo è veramente questo che dà di speranza, che dà desiderio di riprendere, di tornare a pensare da questa situazione che a suo comienzo veramente fu tragica e parecchio che non si ne poteva più pensare appunto di tornare a cominciare. Invece Sazudo è stato importante e questa è stata un'esperienza concreta di carità, proprio operativa, come ti segnala, non solo di Beraula, ma una carità vicina al bisogno della gente. Grazie a Mario Augusto, questo è veramente d'importo sul ruolo della Grecia, ma vinza delle comunità, se non pago tutta la Sardegna è stata solidale con il suo territorio del Montiferru, come speriamo che le istituzioni si pure fente questa parte di soro e a imbattere su Azuoso che veramente ha bisogno di tornare a partire. Grazie a Don Mario. Grazie a Isatro, che è il bene che tiene questa attenzione per noi. Grazie. Siamo in compagnia di Giuseppe Valchi, che come cittadino guglieridano non sconta di un pago sa chiesta sa memoria storica, sa tradizione de Saida. Tu fai parte di su concoldu che è una maniera di cantare a battero, in si specifico in dite consisti di Giuseppe? Tanto su canta concoldu in bidda, nasce da ora, nasce da una meta come in tutta la Sardegna, quindi a dare una data precisa non è manco possibile. Dopo ho cantato già da unos 40 anni e ho cantato con gente di Sottigentos. Ho partecipato con questa gente cantone meraviglioso, gente che cantava di Posaghi da Santa, che ha escurso su chi spinge sul giovane, che ha spinto sempre sul giovane a cominciare a praticare il canto nostro. Oltre a questo canto si può cantare finamente il canto profano, che sono canti che si usano in bidda, ognuno poi in ogni idda tiene sa cosa sua in particolare, insomma, da una idda satira cambiata. E su modo che teniamo in bidda, noi siamo il fatto di tutto, poi non lo tenne come la misconnotto. Sa base sta batto bogas, ma quando vi fu la possibilità, quando vi fu di gente, via gente che lo praticai di prudei gommo, lo cantai in Kimbe pure, in Kimbe con l'aggiunta di una quinta oga. Su salbogas che facevano funzionare su concoldo, fu su tenore, che solista, quel vi fu su contralto, sa tenore valso, che di ad essere in altro luogo si conosce bruscamente contra, non li diamo tenore valso, e su basso.
Sa quinta si aggiunghiat in su finale de sos cantos, fu una cosa bellissima, poi noi l'abbiamo praticata in questa maniera e fu praticamente a dare una inquadratura finale a tutto su quanto, e fu una cosa meravigliosa. Non fu in tutti i cantos che ben in questa oca, fu generalmente sa studiantina, sotto vadrista, in sa oca longa, insomma fu un modo di cantare veramente bello, che in un modo in satiro ancora ora rezzate, proprio da sa passione che mi abbiamo sposto noi, e a posto di noi sono arrivati altri spicciocchi che questo canto lo sono tenendo ancora io. Infatti sa che da santa nostra dei Guglieri è una funzione che non va stato per una riscoperta linare ancora, no? Noi abbiamo stento la fortuna di vivere sempre in continuità, come abbiamo solvezzo prima, lo siamo seguendo a trasmettere in questo modo. Una delle particolarità, Giuseppe, è durante la Ghida Santa, quando si canta da su Stabat Mater, su Miserere, chi vol movidese, cioè camminatese e cantatese. È una peculiarità dei Guglieri o finza in altro luogo si usa a gasi? È una cosa che noi conosciamo medas, amigos che cantano in natural bid, in altro scoros, però questo di accompagnare su canto camminante si usa solo in bid. Cioè, da un bello che è particolare, è una cosa proprio vera, insomma, però a praticare è un vago più impegnativo, per via che cantando e camminando diventa un vago più cantare un vago più impegnativo, più difficile, che mi chiede più fiato, mi chiede più, ecco, però noi il gas la mi conosco e il gas lo seguiamo a praticare. Un'altra cosa da narrare resta che contrariamente a altri luoghi, noi sono cantori, sono vestiti in abito di confraria, noi su Sagrada Santa l'accompagniamo vestiti in bulgheso. L'accompagniamo vestiti in bulgheso che non tutti i cantori fanno parte della confraria, quindi può evitare ammischiamento di qualsiasi maniera, insomma, si preferisce dell'accompagnare vestiti ognuno in bulgheso, via. Un altro aspetto sempre legato a su canto sacro in vita, sono solgosos. In occasione può narrare della Trighina di Sant'Antonio, ma vinza sa novena di Santo Giovanni Battista. Solgosos sono un altro canto centrale in sa devozione cuglieridana. Qualche cosa sopra di questa maniera di cantare, vinza sa Trighina di Sant'Antonio, che è una delle devozioni se prulmanna sa presente in vita. Non solo Solgosos, ma già che mi l'hanno nato in Satrichina e Sant'Antonio, che è veramente bella. È particolare che fino a supredi tutta la parte liturgica, a parte sulla benedizione, viene fatta tutto in saldo. Viene fatta tutto in saldo le orazioni, le invocazioni e tutto quanto. E sono canti che si fanno fino al canto della benedizione. E infatti a Sasalda è che narrare che per esempio Pangelingua su tanto mergo per ponare, no? E noi lo facciamo musicato proprio a Sasalda, ed è del bello come sono altri, però in Satrichina e Sant'Antonio è questo particolare che essendo una funzione antica è bello tenere questa te posso narrare questa impronta proprio di una solennità che gli dà noi il saldo a suoi credenti, insomma, a sa religione. E chi l'ha frequentata, una volta che ho frequentato a me da questa funzione, chi l'ha frequentata in dir sia quasi come a narrare, vinza più sollevato, via. Riguardo a Solgosos, ti posso narrare una cosa, che Solgosos di Sant'Antonio, in altre occasioni pure, generalmente viene in consulti in strofa, invece in Noghe, in Bidda, si canta praticamente in latino, si va che su finale, si canta la storia di Gesù Santo in Pago Dretto, insomma in Pagalrigas, ed è una cosa che non ha poi in nessun luogo. Per esempio, su di Sant'Antonio, vado un anno in finale che è bellissimo, uno cantore generalmente lo fa su chi va che basso, fa che questa specie di orazione,
e dopodiché pensammo in finale. E questa pure è una cosa particolare che in altri luoghi, sul Gozo lo cantano in ogni luogo, non è solo di insomma, lo cantano in ogni luogo, non l'ho notato in Perù naturalizzato. Ed è questa pure una cosa che a me conosci, che mi mantenendo e che ogni anno, senza sai come, grazie a Dio l'hanno frequentata e la siamo sempre giocando in avanti. Io da Guglieridano, da PT con momento escraro di tutta questa bella tradizione, se tocca da giocare innanti, se su merito dei altri scorso pure a sal generazione nuova di imparare a insomma tutta questa tradizione che sono di importo, vinza a livello di coesione sociale, come ti si narra a intro dell'Aida dei Guglieri. Giuseppe, ti fatto un'ultima pregunta, relativamente è una cosa che mi preme da domandare un pago a tutti in questa puntata, del suo dramma, del suo fuoco dell'anno passato, che ha avvelto Guglieri non solo dal suo punto di vista economico, ma anche dal suo punto di vista psicologico. E come te l'hai vivido tu questo dramma e te testimonia può dare? Questo dramma io personalmente l'ho vivito proprio in modo drammatico, che su fuoco mi è arrivato a questa contonata di domo. Ma questo pago male quando si tratta di solo una persona. Il fatto è che questo fuoco fa come il vedo ogni anno, purtroppo in Sardegna è una piaga vera questo degli incendi, che non si comprende bene che lì non era da che sia diventando quasi un'industria questa del fuoco, speriamo che non. Però per quanto riguarda quest'ultimo fuoco dell'anno passato, va vistato tante cose che non hanno funzionato bene, e la prima di tutto, siamo noi, siamo stotta la gente, ma di tutto, che la Sardegna invece di trattare come era trattata, ahimè la siamo sono pago abbandonando, siamo lasciando lo sterrino come in solo, e tutto questo fa che parte di poter narrare le scelte politiche che non sono fatte tanto bene, come te minimo, e tornando a dramma sul fuoco, su come il vedo tanti anni, tante volte, a boschi che bruciano, a recatto che si candano in fumo. Sul disastro umano dell'anno passato, vedo che è imbattivo questo tesoro che teniamo in noi, della Sadda, della Zuliasa, e praticamente non l'ha calato a carbone. Questo è effettivamente un dramma manno, un dramma oltre che naturale, un disastro che è successo, economico, che a tornare a bere un'estensione quasi manna di Uliasa, credo che Deo non la abbia preso, ed è una cosa, un impegno che tocca alla gioventù di Deo e assiliare questo incarico di tornare a bere questo tesoro che teniamo, che ha avuto una meraviglia, dello tornare a bere realizzato, dello tornare a bere in pé, che sul vero dramma che mi stento è proprio questo, è il danno che mi stento a Sasuliasa, che fu fatto un sacrificio al manno da quel bene primo e noi, e ahimè noi purtroppo non siamo stati in grado di tenere conto. De sicuro su simbolo di questo dramma è stato il disastro millenario di Satancamanna, Deo appena pischito sa nova narimo fea, mica sono calata sa lacrima, sa prodotto sa situazione, ma vinza sa per questo simbolo di vita, e dunque sa comprendo questa chiesta, tutta la preoccupazione e tutta la tristura della popolazione di Guglieri. Grazie a Giuseppe. Grazie a Besatero di aver dato l'opportunità di esprimere questa idea mia.